Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi appunto come avete visto dalla mascherina parlerò dei 1000 iscritti e del YouTube, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove il lunedì sera alle 20:30 Ildegarda e Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione. Nell'eventualità volete mettere anche un super like e un bel commentone, il vostro Marietto è sempre contento. Bene, cari amici, vediamo un po' questi 1000 iscritti, questo raggiungimento, questo traguardo, cosa comporta e da cosa è nato. Tanti anni fa, quando il vostro Marietto era piccolino, raccontava le cose che lui vedeva con gli occhioni di un bambino di 8 anni, ma anche di 20, nessuno gli credeva. Nessuno gli credeva ed era passato praticamente come il folle e il giullare del paese. E guardando il capitano degli Alpini di Torino dice: ma caspita, la cosa è veramente grave e nessuno crede. E il capitano degli Alpini di Torino mi dice: vedrai quando avrai il tubo, che è un mezzo potente, avranno paura di te, delle cose che dirai. Anche il vostro Marietto, che verso gli 8 anni, quando iniziava a, come si dice, a dire le cose come stavano, più o meno, anche a scuola, elementare e via dicendo, andava come si suol dire, nelle case in costruzione e le uniche cose che vedevano erano questi tubi arancioni degli elettricisti. E guardavo questi tubi e pensavo: ma chissà cosa avrà di così tanto potente questo tipo di tubo, e poi come riesco a parlargli dentro. Infatti, come ogni bambino che non capisce tante bene le cose, mettevo la bocca dentro il tubo e continuavo a raccontare le cose. Chiaramente poi dopo mi sono reso, perché ho visto che non c'erano tanti risultati, però mi ricordo che spesso e volentieri, quando da piccolino si andava in queste case, palazzi in costruzione, e vedevo questi tubi arancione, avevo sempre quell'idea, quel pensiero di cercare di capire come potesse uscire da quel tubo così tanta potenza. Poi col tempo sono diventato un formatore di adulti per l'informatica e sebbene fosse nato YouTube, io l'ho sempre chiamato YouTube, poi a un certo punto qualche mio corsista ha cominciato a chiamarlo tubo e dico: ma dov'è sto tubo? Dov'è sto tubo? E alla fine ho capito che era YouTube. Fatto sta che nel cammino facendo dalla vita ho incontrato la nostra Hildegarda, famosissima su Face, e anche lì è stata una profezia di un cabalista che mi ha detto che Face mi avrebbe aiutato tantissimo, e da lì è nato il progetto di fare divulgazione tramite il tubo. Chiaramente le prime volte tremavano un po' le gambette perché non sapevamo a cosa si andava incontro, però ci siamo lanciati. Prima si è lanciato un anno, lei, e poi su suo consiglio e su sua incentivazione si è lanciato anche il vostro Marietto Veneziano. Poi chiaramente abbiamo avuto degli utili importanti anche dalla Paola Chiarilli, che ci ha sostenuto qui sui gruppi, anche di Laura Ciofini e anche di altri piccoli gruppi. Anche di altri piccoli gruppi che mi hanno dato possibilità di linkare i video del vostro Marietto Veneziano. Bisogna anche ricordare l'aiuto e supporto di Milas, che in Telegram ci ha dato mi ha dato un grandissimo aiuto a tenere aperto questo gruppo appunto di Magici Arcieri Bertoldini, e devo dire che non è stato il primo. Milas ormai è da 4-5 anni che segue sempre il vostro Marietto Veneziano nelle scorribande sul web. E oggi praticamente siamo arrivati ad avere 1000 iscritti, e questo cosa vuol dire a livello pratico? Vuol dire a livello pratico che c'è la possibilità di entrare nella monetizzazione, ma non è l'importante di prendere quei pochi centesimi, ma l'importante è che YouTube sicuramente guarderà con un occhio benevolo sicuramente la divulgazione del vostro Marietto Veneziano, e darà la possibilità sicuramente a qualche video di essere piazzato magari in posti migliori in quel posto, cioè praticamente mi aiuterà un attimino a fare più espansione
Detto questo, il vostro Marietto è felicissimo di aver raggiunto questi 1000 iscritti, vuol dire che piace, vuol dire che è seguito. Mi piacerebbe che la gente potesse commentare un po' di più, così che ravvivasse un po' di più il canale e mi scrivesse meno in PVT, se non solo per le consulenze. Grazie cari amici, di tutto, di cuore, e andiamo avanti per i prossimi 1000. Se non l'avete ancora fatto, ascoltate questo bel messaggio. Il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di De Garda e Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.